Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell. Buongiorno a tutti voi e benvenuti a Ciao, come stai? Adesso invece andiamo a scoprire dei luoghi di vacanza della nostra penisola, dei luoghi anche a noi forse sconosciuti, quindi è andata per noi la nostra amica Veronica Gatto, guardiamo insieme. Cara amica mia, sei pronta? Iniziamo un nuovo viaggio oggi, andiamo verso il golfo di Oristano. Mi hanno detto che ci sono delle spiagge bellissime e non solo. E allora venite anche voi con noi. Taros è una città che ha origini molto lontane nei secoli. Fu scelta dai Fenici come punto strategico. Carla, tu che sei archeologa. Sì, venne scelta dai Fenici perché si trova in un punto importante di controllo per le rotte verso Oriente. È una città che però è rimasta in uso anche successivamente, vide la presenza cartaginese, la presenza romana e fu abbandonata in età medievale. Quello che noi possiamo vedere sono monumenti che si riferiscono a tutte queste epoche. Qui abbiamo qui vicino un tempio punico, ma a fianco troviamo degli edifici romani. Quindi questa storia noi la possiamo respirare camminando lungo le strade romane della città. Ma la cosa bella è che questa è un'area protetta e ci sono delle spiagge bellissime, incontaminate, vero? Siamo all'interno dell'area marina Penisola del Sinis, isola di Mal di Ventre, è un posto bellissimo. Qui sotto c'è San Giovanni di Sinis, ma c'è Zaruttas, Maimoi, Mariermi, è difficile scegliere. Quindi quale mi suggerisci? Possiamo andare in Zaruttas? Dai, andiamo! Venite con me. Volano i satelliti sulle formiche. Sto facendo chilometri e chilometri di sterrato per farvi vedere una delle spiagge più belle al mondo. Uno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano. Il Zaruttas è considerata una delle spiagge più belle al mondo e la prima cosa da fare quando si arriva qui è togliersi le scarpe. Sembra di camminare su chicchi di riso. Questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te, come in un regalo di Natale, la curiosità di non sapere cos'è. Sono granelli tondeggianti di quarzo che variano il colore tra il bianco, il verde e il rosa. Sono bellissimi. Una cosa importante, questi granelli devono rimanere qua, non portateli mai via. O forse solo un sogno già finito. Di fronte alla spiaggia di Zaruttas si trova l'isola di Mal di Ventre. Ora vi ci porto. Guardiamo ma senza capire cosa è stato. Sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. L'isola di Mal di Ventre, che in realtà in sardo si dice in un altro modo, vero Mariano? Maluento. Maluento, che significa vento forte, è maestrale? Sì, è il vento caratteristico di tutto il versante ovest della Sardegna. Che dà una caratteristica particolare anche a quest'isola. Certo, la flora e la fauna è altamente caratterizzata da questo vento che provoca appunto sia una corrosione delle stesse rocce, dando forme altamente particolari, come ad esempio un carciofo, viene chiamato da noi. Anche la fauna non riesce a svilupparsi in altezza, ma rimangono dei cespugli. Sì. La spiaggia è bellissima, bianca, un po' granulosa, vero? Sì, e il quarzo sicuramente è la particolarità. Mariano, qual è la tua spiaggia preferita? È la prima alla nostra sinistra. Mamma mia! Ma che bello! Ma che colori! Già ti appartiene. E adesso è il momento del tuffo! Come poterti dire. E con i potenti mezzi della RAI ci ha raggiunto oggi in studio Veronica Gatto. Ciao Ingrid! Ciao Veronica! Come stai? Io sto benissimo, grazie. Anch'io dopo il viaggio. Beh, è un questa... posto veramente bellissimo e tantissimi altri ce ne farai scoprire, tra l'altro ecco anche posti, certo, magari a molti sconosciuti e anche per tutte le tasche. Sì, allora guarda, ci sono dei posti poco battuti, delle spiagge, delle calette selvagge, bellissime. Tante volte si va sempre ai soliti posti perché magari c'è un'organizzazione, però io inviterei ad andare a scoprire questi luoghi
dove tra l'altro si può spendere anche poco. Ecco, che non guasta. Sono andata su una